Buongiorno, Rosario Di Maggio, dei Manovali per l'Autonomia e candidato alle elezioni regionali del 29 aprile. Sullo sfondo la manifestazione che siamo riusciti a organizzare in tempo brevissimo ma con grande partecipazione di persone sulla questione catalana, che in realtà è stata per noi un motivo di riflessione sul rapporto che deve esistere fra le istituzioni che rappresentano la sovranità popolare e la sovranità popolare stessa, ovvero se la democrazia deve essere subordinata al livello tecnico, tecnocratico in cui sta crescendo questa Europa che non ci piace, oppure viceversa la democrazia debba tornare a prevalere su questi aspetti tecnocratici per dare veramente voce alla volontà, alla libera volontà dei popoli. Noi siamo naturalmente per questo tipo di ipotesi, stiamo lavorando perché anche in Regione cresca una cultura autonomista, una cultura che possa a ciascuno di noi consentire la libertà di scelte personali, fatte sulla base di una consapevolezza e non sempre solo sul ricatto di pancia ed emotivo dei partiti italiani, perché siamo convinti che la consapevolezza di ciascuno di noi creerà una società complessivamente matura, consapevole e libera di poter scegliere il proprio futuro. Grazie.